Aspettando la Fiera del Rosario, San Donà di Piave propone alcuni eventi socioculturali, tra i quali un'esposizione d'arte che sarà inaugurata il 24 settembre. Vediamo il servizio. Siamo qui con l'assessore che ci parlerà adesso di una nuova mostra. Sì, a distanza di 3 anni dall'ultima importante mostra che abbiamo fatto qui a San Donà, ci ripresentiamo con il cibo dell'arte, natura e morte e convivialità nella pittura dell'Ottocento tra Veneto e Friuli. Anche in questa mostra, ripeto, di importanza nazionale, la collaborazione è con i 2 musei del Friuli Venezia Giulia, il Museo Revoltella di Trieste e la Gamut di Udine. Musei che ormai per amicizia riescono a lavorare con noi e quindi con il 70% delle opere che loro ci prestano più un 30% di opere che ci vengono prestate da privati abbiamo organizzato questa mostra, ripeto, che è senz'altro a livello delle mostre più importanti che si fanno nelle province vicine. È stato fatto anche un pieghevole plurilingue che parla della mostra e parla di San Donà di Piave, pieghevole che è stato distribuito in 15.000 copie lungo tutta la nostra costa, dal Cavallino Treporti a Bibbione, quindi dando la possibilità anche di informare i turisti, soprattutto i turisti stranieri di questa mostra e dare la possibilità a loro di venirla a vedere. Qual è il tema? Quali sono i temi principali che vedremo in questa mostra? Ecco, in questa mostra il tema unico è il cibo nelle sue varie sfaccettature, quindi natura e morte, quadri di immagine di convivialità, gente seduta attorno al tavolo, il gondoliere che riceve il pranzo portato dalla moglie e dalla figlia durante la pausa di lavoro, quindi le classiche immagini ottocentesche della nostra gente e dei nostri territori.